sono due nipoti, quindi non due figli, due nipoti, che ognuno dei quali dona un piccolo frammento di fegato alla zia che ha bisogno, non ha alternative terapeutiche se non questa possibilità trapiantologica, quindi con grande gesto di generosità donano e danno una chance terapeutica, però con un minimo impegno per entrambi i donatori. Questa è la forza dell'intervento. Certo sono due interventi anziché uno, ma l'impegno è davvero minimo. In 30 giorni i fegati sono già rigenerati ormai, sono già passati, e i donatori hanno ripreso una vita banale e come dire, completamente regolare dopo solo 3-4 giorni. La paura maggiore è quella dei genitori, dei pazienti stessi, che non vogliono che i loro giovani parenti mettano a disposizione se stessi, se non per interventi minimamente invasivi. Ecco perché questa innovazione è stata messa sul campo. Dobbiamo sempre ricordare che l'azienda appunto di Padova è un'azienda ospedaliera e universitaria, che vuol dire in sostanza sì tanta assistenza, ma a monte, alle spalle dell'assistenza ci sta un'attività di formazione e di ricerca, quindi i progressi in campo appunto sanitario sono costanti. Voi pensate che come stiamo aumentando per esempio il numero di trapianti e anche le tecniche per fare eseguire sempre gli stessi. Certo, è importante che ricordiamo la catena che ci sta dietro appunto a un'operazione come quella di trapianto, il donatore, la sua famiglia, la cultura del dono, il ricevente con la sua famiglia, con i suoi cari, quindi l'ansia, la speranza di avere un organo a disposizione nel più breve tempo possibile, e poi in mezzo ad incrociare i dati del donatore con quelli del ricevente c'è questa magnifica catena di persone, di strutture. Centro Nazionale Trapianti, Centro Regionale Trapianti, vari comitati appunto aziendali, e poi c'è appunto l'equipe che esegue il trapianto. La squadra è meravigliosa, nei trapianti impieghiamo un centinaio di persone come minimo ogni volta, e quindi sono numeri importanti. Lo stesso giorno viene presentato questo successo, nel giorno in cui i sindacati consegnano al Presidente del Consiglio regionale 15.000 firme di cittadini di tutto il Veneto per le liste d'attesa. Dico che questi medici del trapianto sono gli stessi che fanno le visite poi, quindi non è che sono bravi quando trapiantano e non sono bravi quando visitano. Il problema è che abbiamo pochi medici a livello nazionale, perché partiamo da questo presupposto. Basti pensare che mancano 45.000-50.000 medici, dei quali 3.500 in Veneto. Se io immaginassi di avere un ospedale con 3.500 ambulatori disponibili per fare visite, capisce che le liste d'attesa non esisterebbero più.